conferenza stampa per illustrare l'attività del Centro Federale Territoriale. Come molti di voi sanno, contemporaneamente Bari, Catanzaro, Udine ci sarà l'inaugurazione di altri 3 centri, e quindi per il regionale dell'Alleanza Nazionale Dilettanti. Il dottor Michele Uva, direttore generale della Federcalcio, il sindaco di Oristano, dottor Guido Tendas, il presidente del CONI Gianfranco Fara e l'assessore allo sport, alla cultura e all'istruzione della regione Sardegna, l'onorevole Claudia Firino. Il fatto è davvero, credo, anche unico in Italia, perché in Italia ce ne sono tante iniziative, però un centro federale con 3 campi, 2 di calcio a 5, 3 coppie di spogliatori, un albergo adiacente e soprattutto un'amministrazione comunale che ci ha consentito 3 anni fa di fare un miracolo, perché in 11 mesi, con la collaborazione stretta con l'amministrazione comunale, si è realizzato un impianto che normalmente è solo di lavori pubblici, in altre realtà necessitava di almeno 3 anni. Questo è il modo migliore di mettere a valore la centralità di Oristano. Questi campi non sono campi per Oristano, hanno ospitato in questi 2 anni di collaudo provvisorio manifestazioni importanti, anche di, come dire, a livelli importanti di categoria, però poi quello che invece riempie, come dire, gli occhi al sindaco e a chi passa tutti i giorni in questa struttura, vedere questa struttura che con le luci accese fino a tardi la sera, che comincia a lavorare dalla mattina presto, e sono ragazzi che se non fossero qui probabilmente sarebbero da altre parti. E poi lo sport aspetta risposte concrete a quelle che sono le sollecitazioni da parte delle società sportive. Poi, per quanto ci riguarda, noi metteremo il nostro impegno, la nostra professionalità e soprattutto anche la partecipazione, sempre a titolo gratuito, perché da parte nostra non ci sono risorse che tengono, perché le facciamo sempre con spirito di sacrificio, in modo che i ragazzi possano avere le soddisfazioni che sicuramente meritano. La presenza di un centro federale territoriale che non è solamente un presidio importante qui a Oristano, ma è un centro collegato agli altri centri nazionali di questo tipo, e anche questo è un elemento che voglio sottolineare. È un centro prima di tutto educativo, questo è un aspetto davvero importante. Cultura, l'educazione, per ultimo lo sport, ma nella realtà vivono tutte e 3 insieme. Questo progetto non è un progetto sportivo, non è solo un progetto sportivo, è un progetto educativo. Infatti ci rivolgiamo ai giovani, ai ragazzi e alle ragazze. Dobbiamo vincere il male del breve termine, che è il male del calcio italiano, che è il male dello sport italiano, quello di vincere la domenica. Dobbiamo guardare avanti.